Bene ragazzi, tutti dal commento veneziano. Fino, siamo all'ultima gara del mondiale. Formula Rookie, siamo a 2 punti di vantaggio su Gary Brown e a 5 da Matt Webb. Quindi ricordiamoci Gary Brown e Webb. Brown a 2, Webb a 5. Andiamo ragazzi per l'ultima tappa del mondiale. Ok raga, con la qualificazione all'ottavo posto non male. Allora abbiamo Gary Brown settimo e... vediamo. Brown settimo e Webb addirittura ultimo. Abbiamo una chance d'oro di vincere il primo anno il titolo rookie. Vai raga, go go go. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Siamo a 80 di difficoltà e... no, e 90 di aggressività, cazzo. Brown è davanti. Qua ho fatto veramente un incidentone che non dovevo fare. Ricordiamo che la difficoltà qua non è solo negli avversari ma anche nella guida, nel senso un errore ti fa sbagliare praticamente, ti fa perdere 1000 posizioni, quindi è facilissimo sbagliare qua, quindi cioè, per un Come 80-90 è già tanta roba, io lo dico. Siamo sesti in classifica. Non capisco sinceramente. Stanno andando via il culo, Bisogna spingere di più ragazzi, bisogna spingere molto di più. Poi con l'aggressività 90 sarà più duro fare i sorpassi in curva. Proviamoci raga, proviamoci. No, devo spingere molto di più. Non stiamo interpretando bene la gara, Non la stiamo interpretando bene purtroppo. Siamo quinti indietro, molto molto indietro. C'è bisogno di molto di più. Queste categorie sembrano facili, ma in realtà ste monoposto non sono facili da tenere, soprattutto per un Come un po' bizzarro. Sono lontani però i primi, Questa è una curva dove recupero tanto, cazzo, qua sì. Qua il Come recupera. Dai, 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 mamma mia, qua ho rischiato che se faccio un errore è finita, Devo recuperare altre position se voglio il titolo. Sto spingendo il più possibile, raga, per portare a casa almeno un podio. Ma l'è dura, Beppe, l'è molto dura. Dai, cazzo, dai. Intanto qualcuno va fuori. Sei il più veloce nel secondo settore, sono addirittura il più veloce in gara, però sono quinto, vabbè. Cose un po' bizzarre. No. Qua, mamma mia, qua è sotto veramente il ciao proprio. Dai, 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 dai. Guarda com'è aggressiva la CPU in sorpasso, ciao. Massacrato. Non è che il livello è bello tosto, però ci siamo. Comunque diamo fastidio. Qua ho esagerato un pochino. E infatti ho perso tantissimo. Mamma quanto ho perso qua. Però forse i miei diretti avversari sono dietro, forse.
sia Brown che Webb non li vedo. C'è Webb dietro di me. C'è Brown dietro Webb, penso sia ancora più dietro perché era ultimo. Oh, mi ero avvicinato bene ai primi. Lei è dura, lei è dura. Devo prendere veramente tanto la mano, No, i primi non li prendo. Prendo più ormai. Qua ho frenato 10 ore prima, Dio Cristo. Male, molto male. Devo tenere il quinto posto però assolutamente. Forse può bastare. Ormai gli altri se ne stanno andando tranquillamente. Il mio passo sta calando, ho capito. È che l'unica cosa che ha bisogno sto gioco, però devono esserci errori da parte della CPU, perché sennò non ha senso un gioco così. Quindi speriamo di vederli adesso sti errori, magari adesso sono ancora categorie basse, non lo so. Però giriamo male, cazzo, mamma mia. No! Mamma mia, sbaglio sta curva, non mi sta venendo mai. Non mi aspettavo una prova così negativa, Potrei miglior qualifica anche, vaffanculo. Sì, proprio il passo è calato in una maniera disumana. Non li vedo più ormai quelli davanti, bene. Speriamo di aver fatto comunque il massimo e portare a casa il titolo che forse non merito. Però sarebbe una bella iniezione di fiducia per la carriera. Niente, dopo il giro lentissimo, non so se ho qualche problema a sto punto, boh. No, non capisco. Cioè ha fatto un calo di prestazione devastante. Final lap. Ultimo giro, speriamo di sfangarla ugualmente. Ok. Dai che manca poco, 10 secondi ho preso dal primo, mamma mia. Male, male, male. Però non demordo, non voglio abbassare la difficoltà, cazzo. 80 e 90, 80 su 110. E 90 su 100.
Finisce qua il primo campionato Formula Rookie. Ok. E vinciamo noi di 4 punti su Gary Brown con una vittoria e un podio. Silenzio signori. Grande Kume. Premiato. Riposo sugli allori. Ho vinto già. Ok. Ah, per andare all'Euro Championship, bellissimo. Sì, sì. Ok. Quindi adesso vediamo. Sì, mi dà un bronzo. Eccolo qua. Hai vinto Formula Inglese Rookie, perfetto. La mia carriera. Quindi non mi si è aperto ancora niente perché devo vincere di là. Il campionato europeo. Ok. Ah, trofei non me li dà perché non è neanche un trofeo. Bene. Vabbè, qualcosa ho vinto, insomma, dai. Anche se è poco, però qualcosa ho vinto. Buono. Cosa sono andato? Oh, adesso abbiamo il campionato europeo. Abbiamo Portogallo, Spagna, Donington, Nazionale Monza e Red Bull. Ok. Va bene, ragazzi, ci becchiamo dopo le qualifiche del Gran Premio del Portogallo. Ragazzi, sono qua in pausa perché ho registrato fino adesso ma senza audio, lasciamo perdere. Adesso ho sistemato, meno male che mi sono accorto, con le cuffie nuove a volte il microfono mi si spegne e non me ne rendo conto. Siamo primi in classifica, mancano 3 giri e... Ma lasciamo perdere perché c'erano dei duelli meravigliosi che purtroppo non sono stati registrati, cioè solo nel video ma non nell'audio. Mettere la traccia, cioè la traccia video senza audio assolutamente no, perché è una pallosità unica. E poi, come si dice, doppiarmi, tra virgolette, non ho tempo, ragazzi. Vabbè. Ora sto ciccando come un porco, sono un bel vantaggio. Ma i primi 3 giri sono stati una roba, sorpassi e contro sorpassi. Adesso ho preso un po' di ritmo. Ma vaffanculo, va. Ste cuffie della Spectrum sono bellissime, però a volte il microfono mi si spegne da solo. Cioè, nel senso, clicco io qualcosa di sbagliato, non lo so. Camorti. Come questo sembra il livello giusto, ragazzi. Adesso c'ho un leggero vantaggio di 2 secondi, insomma neanche tanto leggero, un buon vantaggio, però ho fatto 4 giri in lotta pura. Rabbia comendiana proprio. Quindi magari ce la spariamo un'altra gara, che la seconda. Volevo fare solo questa, invece... Va a cagare, va. Vabbè. Le solite sfighe comendiane. Abbiamo 1 secondo e 3 su Tal. Ma la prima gara è la nostra gara, figlio. 2 giri alla fine. Due fottutissimi giri alla fine. Se non mi registra ancora l'audio, giuro che spacco fuori tutto. Sta recuperando Tale, non c'è niente da fare. Lo so, però non è facile tenere 8 giri così su sto gioco che è un massacro ogni giro. Guarda, spero nella prossima gara di far vedere duelli epici perché veramente c'è stato un divertimento uno dopo l'altro. Sono un po' in sofferenza adesso. Ma non so il problema è il motore. No, ho problemi, cazzo.
Mamma come l'ho salvata. C'è qualcuno che va piano. Oh, finalmente ritiri danni, bella. Molto bene, molto. Però non c'è la bandiera gialla, vabbè. C'è qualcuno distrutto però. No, 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 no. Mamma mia. Sono in difficoltà. Sono secondi infatti, ecco, ricomincia il duello per ecco, almeno un duello ce lo Ho problemi, secondo me ho problemi alla macchina però. Arrivavo ai 190 qua. Boh. Di nuovo il duello. Per adesso sembra lui proprio la macchina che va lenta, fioi. Ho la macchina che ha problema. Vaffanculo, va. Che sfiga, oh. Proprio all'ultimo giro. Non ho parole. L'avevo sfangata, sono secondo. E ormai vince Tal. Però sto in rimonta. Dai che sto recuperando. Dai che impressione anche Tal. Dai, cazzo, alla fine. No! Dai, 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 dai! Mamma, che duello! Guarda come mi ha chiuso! Mamma mia! E vaffancuore! Siamo ancora primi o secondo... Non lo vedo... Dov'è? Dove cazzo è? Se è lui prima, lui davanti. Mamma mia, ruota, ruota, micidiale! Eccoli, questi sono i duelli che avete perso, ma vi ricorrete nell'ultima gara. Ce la fa. Nell'ultimo giro lo siete rigoduto così, poi i primi 3 giri stati così, poi ho rimontato, poi mi ha ripreso e ha vinto lui. Vai. Ma vaffanculo, questo è il livello giusto però. Mamma mia. Guarda, c'è il reticolo là, si è ritirato o no? Perché non mi ho capito io. Giro 5, sì. Sì. Giro più veloce non l'ho fatto io, purtroppo. Però mi prendo 27 punti, dai. Porca puttana, oh. Peccato, però un podio me lo sono preso, dai. Ci becchiamo per la prossima gara che vediamo dov'è. Madonna, che ultimo giro. Affanculo. Email. È stato vicino, vabbè. Ok, seconda gara. E spara. Vai, raga. Raga, e arriva la prima pole position, e vaffanculo. Per pochissimo. Ho fatto 15 minuti di veramente... Ho cambiato anche le set, mi sono fatto consigliare dall'ingegnere, conta tutto qua. E ce l'ho fatta, siamo a Catalogna, che se il circuito breve, però lo conosco bene. E mi ha un po' aiutato questa cosa. Ok. La benzina mi da 33 kg, non posso cambiarla, forse sarà regolamento, e ho messo 4 giri perché ho pensato i video diventano troppo lunghi e su questa categoria qua forse non ha senso mettere più giri perché comunque è lenta e l'inizio lo mettiamo dopo quando conta di più. Così posso fare più gare. Ok, mamma mia ragazzi che pole. Quindi ho anche il punto bonus della pole position e god. Qua si può vincere ragazzi, eh. Ecco, salvo cagate. Comunque avete ragione voi, conta anche da circuito a circuito, cioè qua per esempio Catalogna l'ho fatto 1 miliardo di volte tra MotoGP e Formula 1 e vado bene.
su altri circuiti invece faccio più cagare. Anche se comunque faccio cagare dappertutto, ragazzi, lo sapete che non sono un pro, però qua mi trovo bene. Poi comunque cambiare setup conta, però in realtà sit è a 2 decimi, quindi è veramente dura. Nel senso non dominerò assolutamente. Cioè il primo errore, perdo. Ho fatto la metà perché 8 giri sono tanti e visto che non è che posso tagliare qua non ha senso, la riesco a fare tutta la gara, faccio più gare, dopo quando arrivano le categorie più elevate magari si continua la serie se la volete, se vi piace. Guarda quanto ho recuperato qua, fioi. Ok, mi ha detto che è un buon primo giro. Devo cercare di prendere anche il fastest, devo approfittarne in questa gara dove sono comunque favorito. Sta gara mi piace, si vede, Sta gara mi piace e si vede. Dai ragazzi, dai. Buono, buono, l'altro giro è andato bene. Sì, proprio non c'è partita qua. Solo mi sono migliorato anche rispetto alla qualifica. Ciao proprio. Sto prendendo la mano comunque, In questa gara c'è only Kume. Mi immaginavo in Spagna che con tutte le gare che ho fatto qua ci sta. Mi sto migliorando dappertutto. Poi la macchina la sento da Dio. Sì, mamma mia che giro, mamma che giro. Ciao raga. Mi sono stramigliorato. Mi sono stramigliorato. Adesso basta fare un giro tranquillo. Brutto questo, brutto. Ecco, basta un errore e cambia tutto. Sì, abbiamo un vantaggio incolmabile, dai. Li ho massacrati. Sì, qua li ho proprio massacrati. Questa è una gara che mi piace. E si va a vincere. Alla grandissima, yes! Come su MotoGP.
In Catalogna c'è solo il Kuma. Yes! Sì, questa è una gran vittoria, eh? E anche il giro record, chiaramente. Comunque Florian Talò, italiano anche lui. Ok, abbiamo una vittoria e 2 podi. E siamo a 59 punti solo più 2, cazzo, peccato, d'altronde è arrivato primo e secondo anche il Florian nazionale. Ok, va buon raga, sotto il Comendone veneziano. La prossima gara, vediamo dov'è. Oddio, in Gran Bretagna, gara che di solito faccio sempre, cagare al Donington Park. Ciao!